Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo video. Oggi vi facciamo vedere come diciamo si cambia no, ho sbagliato. Oggi vi facciamo vedere come com'è che si cambia. Aspetta, lo rifaccio. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi facciamo vedere come si fa a irrigare i campi attraverso il ruelon. È questa cosa qua. Questo è un ruelon, detto in dialetto, che è una ruota grande, gigante. E vi facciamo vedere come si fa a installare. Ok, adesso lo stiamo smontando. In pratica adesso lo stiamo trasportando da là, vedete dove c'è l'app, dove eravamo prima? Ah, qua dove c'è il frutteto più o meno. Ciao zio! In pratica bisogna piantare quelle lì per terra per far sì che resti fermo. Si mettono i sassi per non far muovere l'attrezzo. Poi c'è questo qua che lo fa bloccare per terra. Ecco, è arrivato in fondo. Adesso si alza un pochettino, lo stacca dal trattore. Adesso vedete queste qua si abbassano con tutto l'attrezzo, si impiantano per terra per farlo star fermo. Adesso in pratica lo zio fa andare un po' l'acqua, tutte le cose che ci sono dentro questi tubi qua vengono fuori ed evitano poi di entrare dentro il ruelon. Ecco che arriva l'acqua. No, dai. Oh, oh! Wow, wow. Adesso in pratica si srotola con il trattore. Va che roba! Vedete, pian pianino si srotola tutto. Dopo, una volta srotolato, si fa partire. Dopo vi spiego come funziona. Guardate camminando cosa ho trovato, va, che bestia. Le prime piantine di polenta che stanno nascendo, avete visto? Sono state seminate poco fa, abbiamo fatto anche il primo video del canale. E adesso lo zio apre il getto, vedrete. Guardate, vi faccio vedere da vicino, da vicino. Corri, 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 corri. Eccolo. Hai visto? Adesso è meglio se mi muovo. Ah no, dai, perché viene indietro. Via, 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 via. Che bestia! In dove arrivo? A pelo proprio. Torniamo indietro. Adesso
adesso in pratica con la pressione dell'acqua e C'è una turbina che fa a rotolare una turbina. Adesso in pratica con la pressione dell'acqua c'è una turbina che fa rotolare il tubo e quindi pian pianino torna indietro dando da bere a tutto il campo. Allora vi spiego come funziona. In pratica adesso vedete questa è la chiave che andando in su permette di chiudere, invece così è tutto aperto e che permette di far uscire l'acqua, e questa passa per i tubi che abbiamo impiantato qua, vedete tutti questi tubi. Fino qua poi c'è questo che è l'attacco invece con diciamo il tubo un po' più morbido per farlo arrivare fino all'irrigatore, e poi appunto l'acqua passa anche da qua. Infatti se sentite è freddo, però non potete sentire. e niente, poi entra nei tubi questi qua neri, vedete questi qua neri giganti, e va fino là in fondo. Adesso vi faccio uno zoom. Poi qua vedete si sceglie a quale andatura farlo andare, se ritirarlo più o meno velocemente. Si vede la velocità, 14 metri all'ora mettiamo. perché sempre Sì, 13-14. RM Super Rain installato. Bene ragazzi, anche questa avventura è finita e ci vediamo alla prossima puntata.